bambina a casa, deve prendere un aereo di 9 mesi, quindi la lascio la parola alla Battistari. Grazie. Grazie a voi per l'invito e sì, come ha già anticipato l'onorevole Conte, dovrò scappare a casa, ma ci tenevo davvero tantissimo ad essere qui oggi per essere con voi e per portare il messaggio del Polesine, perché poi insomma per Chioggia direi che abbiamo già un super rappresentante. Io volevo veramente ringraziare l'onorevole Conte e l'onorevole Guidoni per l'opportunità che ci ha dato oggi. Non vorrei essere ridondante o stucchevole, però in mezzo a tanti euroburocrati voi avete dimostrato di non girarvi dall'altra parte e di essere attenti ad un tema che davvero ci tocca da vicino. Prima chi mi ha preceduto si è appellato giustamente alla responsabilità degli amministratori. Ne abbiamo una in particolare, dico abbiamo perché sono amministratrice anche io, prima di essere politica, e la responsabilità l'abbiamo su un colpevole ritardo, perché si è parlato del 2015 di questo granchio blu. Siamo nel 2024, forse anche prima, ecco. Siamo nel 2024 e siamo in una situazione che dico forse si sarebbe potuto evitare se qualcuno ci avesse mano prima. L'onorevole Conte, senza essere stucchevole ancora una volta, ma è stata la prima ad occuparsi in maniera concreta con un'interrogazione in Europarlamento sul tema, peraltro con una risposta che insomma, ecco, se è arrivata non è sicuramente quella che ci aspettavamo. Che cosa occorre? Occorre sicuramente un connubio tra ricerca e amministrazione, non dico mai politica, dico amministrazione. Ricerca perché è ovvio, era necessario capire che la nostra zona, parlo del Polesine, ma parlo in generale, insomma anche della zona di Chioggia, della nostra laguna, probabilmente presenta una morfologia, una conformazione che più si presta al proliferare di questo male. E l'amministrazione perché non deve essere un'amministrazione strumentale, lo dico, la politica strumentale, deve essere quella che davvero si occupa del bene comune, il senso più elevato che dovrebbe avere la politica. Cosa significa questo, senza voler fare troppi giri di parole? Dovevamo prima e dobbiamo adesso ascoltare di più i pescatori, perché sono i primi a conoscere le problematiche, il territorio e quello che probabilmente è necessario fare. Ascoltare il territorio, e noi come Lega credo che da un punto di vista di identità siamo i primi, non ci batte nessuno, dobbiamo ricordarci di questa nostra caratteristica, e farci ascoltare da qualcuno che oggi non è rappresentato, e cioè il governo italiano, perché non sono lamentele, qualcuno ha parlato di lamentele, l'ho sentito con le mie orecchie, non sono lamentele, sono bisogni oggettivi. Bisogna ascoltare i consorzi, bisogna ascoltare gli addetti ai lavori, perché è facile adesso trovare soluzioni che si avvicinano quasi a mettere il bilancino in acqua, tirare sul granchio blu e poi mangiarcelo, mi sembra un po' troppo riduttivo. Bisogna lavorare in rete, visto che si parla di pesca, e bisogna lavorare in maniera efficiente. Sono state spese veramente tantissime parole, in lungo e in largo, è stata fatta anche una lunga passerella di politici che poi di fatto nel momento opportuno probabilmente non hanno battuto a sufficienza più sul tavolo. Io non lo faccio perché non mi rappresenta, cerco di spiegarmi il meglio possibile e con il mio intervento cerco semplicemente di chiedere un aiuto con estrema dignità, con estrema umiltà, facendo in modo che non si parli soltanto di ristori, perché nel momento in cui si parla di ristori vuol dire che il danno è già fatto. Per cui viva il riconoscimento dello stato di calamità, dello stato di emergenza, e mi meraviglio che ad oggi ancora non sia stato riconosciuto. La Regione Veneto ha fatto il suo, ma evidentemente non basta. Ma prima di parlare di ristori bisogna parlare di una soluzione che probabilmente non avverrà domani mattina, ma deve obbligatoriamente arrivare. Io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, rimango a disposizione, sono sul territorio per ascoltare insieme all'assessore, insieme ai colleghi, insieme ai sindaci che rappresentano il primo baluardo, il primo punto di ascolto dei cittadini, per fare in modo che, non dico che questo danno si riesca a debellare, ma che come è avvenuto col Covid ci si possa convivere senza fare ulteriori danni. Grazie Laura, ti ringrazio doppiamente, visto lo sforzo che hai fatto di lasciare a casa la bambina e scappare qui, hai dimostrato ulteriormente la volontà del tuo attaccamento al territorio e la
l'obiettivo e anche per tanti altri. Bene, allora adesso lascio la parola a Marco Dolfin. Grazie dell'opportunità, ringrazio appunto della vostra disponibilità e ospitalità. Rappresentiamo non solo istituzioni ma a più livelli, ma soprattutto il territorio, la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia.